Salve a tutti cari lettori, benvenuti o bentornati qui sul canale. Oggi è domenica 24 e dunque dopo tantissimo tempo, ma davvero tanto, parliamo di almeno 9 mesi, quindi il tempo di una gravidanza, sono qui per provare a parlarvi in pochi minuti, non in ore e ore di registrazione, dei libri che ho letto da febbraio fino più o meno a ottobre. Quindi mettetevi non comodi, comodissimi. Non prendete una coperta, prendetene 3. Non prendete una tazza di tè, prendetene 50, perché vi ripeto, le tempistiche, nonostante tutto, conoscendomi, saranno comunque abbastanza lunghe. Vi ho detto, il video sarà credo abbastanza lungo, ma cercherò comunque di far rientrare tutto in una sola registrazione di 26 minuti massimo, perché l'altra volta ho provato già a registrare questo video, ma cosa è accaduto? Che ovviamente il primo giro aveva superato i 26 minuti, quindi a un certo punto la mia fotocamera si era spenta, si era surriscaldata e quindi aspettiamo mezz'ora. La registriamo, incominciamo a registrare proprio l'ultimo libro, cioè sull'ultimo si era bloccato, puff, fotocamera scarica che non si accende più, quindi insomma era diventato veramente un parto, ecco, perciò vi parlavo appunto dei 9 mesi, per cui ho imparato la lezione e oggi cercherò di essere un po' più essenziale su certi punti. Allora, in teoria vi dovrei parlare, ecco, di 18 libri, ma alcuni di questi non ve li nominerò semplicemente perché sono passati così tanti mesi che io non mi ricordo più di quali libri parliamo, cioè mi ricordo a stento all'autore e a stento alla storia, quindi piuttosto che parlarvi di libri di cui poi non ricordo nulla, preferisco invece soffermarmi su quei libri dei quali ricordo di più. Dunque, piuttosto che parlarvi di 50.000 libri dei quali però non ricordo nulla, ho preferito in qualche modo selezionare i libri dei quali ricordo abbastanza, non dico tutto, ma abbastanza. Ci sono anche dei libri a tema, di cui però forse vi parlerò prossimamente in un video specifico, quindi non perdiamo tempo appunto. E oddio, mi ero scordata di questi altri libri qua dietro. Bene, allora partiamo subito. Allora, orientativamente questi sono i libri che ho letto tra febbraio e ottobre, però non chiedetemi in quale ordine io li abbia letti e in quale mese, semplicemente perché, a parte gli autori del mese di cui vi ho parlato qui sul canale negli appuntamenti singoli, non ho poi letto molto dopo e dunque insomma è una classifica, tra virgolette, un elenco, ecco, di libri, prendetelo come viene. Allora, primo libro, diciamo quello effettivamente più vecchio, vi parlo della Sposa normanna di Carla Maria Russo. Come sapete è un'autrice che a me piace tantissimo per i suoi romanzi storici, nei quali noto una cura al dettaglio veramente incredibile, ma i suoi libri mi piacciono soprattutto perché spesso parla di figure femminili poco note, diciamo, della storia, o comunque personaggi passati un po' in secondo piano. Ecco, quindi di lei ho già letto La bastarda degli Sforza, di cui vi ho parlato in un autore del mese insieme ad Alberto Angela, e in questo caso ho letto appunto La Sposa normanna, che è un libro dedicato alla madre di Federico II di Svevia, Costanza d'Altavilla. Come sono belli sti cognomi, Costanza d'Altavilla, wow, basta, già mi si riempie il cuore, che praticamente la sua storia è celebre, nel senso che era una donna che voleva dedicare tutta la sua vita alla vita monastica, però per ragioni politiche è costretta praticamente a sciogliere i voti e che comunque non aveva, diciamo, preso ancora del tutto, per sposarsi con il figlio dell'imperatore Federico Barbarossa. La donna non vuole, peraltro fra i due c'era una grandissima differenza d'età, però alla fine deve soccombere e da questa unione nascerà appunto Federico II di Svevia. Se non che il parto di questa donna fu molto particolare. Credo veramente che se andrete un giorno a Iesi, la città dove è nato Federico II, e chiederete a qualcuno la storia, io credo che ve la sanno raccontare, perché è nota appunto proprio perché questa donna dalla Germania fu costretta dal marito a scendere in Italia, precisamente doveva arrivare a Palermo per partorire lì, per assicurarsi che il figlio fosse effettivamente suo e che non ci fosse nessuno scambio di bambini al momento del parto, però i medici avevano fortemente sconsigliato alla donna di affrontare un viaggio così lungo, ma lei alla fine deve cedere alla volontà del marito, se non che arrivata a Iesi le si rompono le acque e insomma quando la natura
vince sulla volontà umana, bisogna andare nella direzione della natura, e dunque la nostra Costanza decide di far allestire una sala parto, mettiamola così, o comunque una tenda in piena piazza, e invita tutte le donne del paese non solo ad aiutarla, ma anche proprio ad assistere al parto, onde poi diventare praticamente testimoni del fatto che non c'è stato nessun scambio di bambini quando appunto lei poi giungerà a Palermo. Quindi è un libro che mi è piaciuto molto perché ancora una volta emerge la figura di una donna molto forte, molto capace, e a me piacciono molto questi personaggi. Io mi identifico molto nei libri le cui protagoniste sono sì fragili ma anche estremamente forti, le trovo molto vicine al mio carattere, quindi ottimo libro. Secondo libro, continuiamo sempre con Carla Maria Russo, precisamente col testo I giorni dell'amore e della guerra, perché questo è in qualche modo il secondo volume appunto del testo La bastarda degli Sforza, scritto dalla stessa autrice, in cui si parla di Caterina Riario Sforza, la tigre di Forlì. Il primo libro, di cui appunto già vi ho parlato in un video specifico, ci racconta la vita di Caterina, il matrimonio con Girolamo Moriario, il matrimonio anche molto violento con quest'uomo, e il fatto che a un certo punto lei riesce, tramite la sua grande astuzia politica, ad assediare con un escamotage la Rocca di Forlì. Il primo libro finisce così, vi ho fatto anche la rima, mentre il secondo libro inizia proprio dal momento in cui lei è riuscita ad assediare la Rocca e deve cominciare ovviamente a contrattare con lo zio, cioè il duca di Milano, col papa, perché chiaramente tutti vogliono cacciarla da lì e vogliono impossessarsi della città, anche lo stesso popolo in qualche modo. Caterina, che si dimostra essere una donna molto sanguinaria, per certi versi non va per il sottile, però è anche una donna che a un certo punto si innamora, e questo libro mi è piaciuto molto perché dimostra a volte come l'amore, che tutti noi reputiamo essere un sentimento molto importante per la nostra vita, allo stesso tempo può avere però un effetto destabilizzante, cioè ci può portare a perdere la rotta e a perdere un attimo di vista, non voglio dire le cose importanti come per esempio la carriera, però se la carriera a volte ci dà sicurezza, quando poi arriva l'amore, cioè ti scardina tutto, e quindi a quel punto o l'amore ci aiuta ad essere ancora migliori e quindi a far sì che la nostra carriera raggiunga livelli eccelsi, oppure semplicemente ci perdiamo e arrivederci e grazie, ecco. Quindi all'interno di questo libro emerge come, soprattutto per una donna che comunque nel Rinascimento, ma in generale diciamo nel mondo politico, si innamora, come l'amore possa essere spesso visto come un fattore destabilizzante e come un'arma da usare contro questa donna. E la nostra Caterina è la prima ad essere consapevole che qualora si venisse a sapere che lei è innamorata, per lei sarà la fine come donna politica, come figura politica, quindi a dimostrazione di come per le donne a volte sia molto difficile affermarsi, come a volte le donne per affermarsi debbano omologarsi a quelli che sono un po' i criteri maschili anche nell'abbigliamento, no? Pensiamo al fatto che la donna possa indossare giacca, pantaloni e non la cravatta, ma insomma giacca, camicia e pantaloni come un uomo per darsi un tono, no? In qualche modo per far capire che se sono vestita come voi allora valgo come voi. Insomma, questa poi è tutta una discussione molto più ampia, però diciamo che questo libro mi è piaciuto tantissimo proprio perché emerge una Caterina innamorata, una Caterina madre, ma anche una Caterina donna. A un certo punto deve anche fare delle scelte non proprio popolari. Prossimo libro, passiamo al libro che è un po' una storia d'amore che io non mi aspettavo mai di leggere, perché come sapete non leggo molta narrativa rosa, e questo mi spiace, perché quando ero più giovane leggevo di più narrativa rosa, invece negli ultimi anni leggo solo libri profondamente impegnati sui perché dell'universo e manca un po' la parte rosa nella mia vita, non so se questo sia un sintomo, questo libro di cui vi parlo è Il segreto di Elena di Lucinda Riley, autrice prematuramente scomparsa, peraltro poco fa, penso meno di un anno fa, celebre per la saga delle Sette Sorelle, una saga che io non avrei mai letto semplicemente perché dalle copertine pensavo che fossero dei libri fantasy, e a me, come sapete, non piace il fantasy. Invece poi, non mi ricordo perché né per come, sul Kindle ho visto questo libro che mi sembrava molto avvincente, molto interessante, e quindi ho detto, bah, leggiamolo. La trama effettivamente è una trama da narrativa rosa che ho trovato però non male, costruita comunque abbastanza bene.
La nostra protagonista infatti è Elena, che vive credo in un paese anglofono, adesso non ricordo se l'America o il Regno Unito, ma credo il Regno Unito, insieme al marito e al figlio, e tutto sembra, insieme anche a 2 gemelli se non sbaglio, insomma tutto sembra procedere veramente per il meglio. A un certo punto la donna deve però ritornare in Grecia. La Grecia era stata un po' la terra della sua adolescenza, dove aveva addirittura ereditato una villa che si chiama Pandora, e quindi insieme a suo figlio, che però è fortemente contrario perché si trova nella fase adolescenziale, decidono di ritornare a Pandora per l'appunto. Ritornano lì, incontrano dunque nuovamente anche i personaggi di un tempo, in particolar modo la nostra Elena incontra quello che è stato il suo primo amore, e a un certo punto della storia noi immaginiamo che il frutto, insomma, della relazione tra Elena e questo suo primo amore possa essere proprio il figlio. Ve lo dico semplicemente perché poi in realtà dalla storia capirete che nulla è come sembra, che veramente a volte gli insospettabili possono essere, diciamo, i veri colpevoli o diciamo gli assassini se parliamo di un giallo, e quindi all'interno di questa storia si uniscono la vicenda appunto di Elena, del marito, del figlio, dello stesso ragazzo che essendo in una fase adolescenziale incomincia a odiare tutto il mondo ma allo stesso tempo è profondamente innamorato della sua sorellastra, e poi c'è ancora gli amici che magari sono vissuti lì, oppure che Elena ha invitato a Pandora in qualche modo per benedire nuovamente la casa, quindi emergono anche una serie di segreti, e devo dire comunque che il libro l'ho trovato molto interessante, adatto all'estate, per nulla noioso. Prossimo libro invece torniamo ai libri seri, come vi dicevo, perché io sono vecchia dentro, ovvero Il sangue del sud, un testo non ricordo bene quale autore, mi pare Giordano Bruno, poi c'è un altro cognome, ma vi lascio la copertina, che ho letto perché un mio studente di napoletano che si è trasferito a Napoli me l'ha regalato, insomma l'aveva letto, l'aveva trovato molto interessante e me l'ha regalato, e io l'ho letto proprio perché dovevo aiutare un altro studente durante le nostre lezioni di napoletano a capire qualcosa in più sull'Unità d'Italia, e dico la verità, anche io volevo capirci qualcosa in più, e quindi ho letto questo libro, un libro che parla soprattutto di brigantaggio ma anche della situazione ai blocchi di partenza tra il Regno di Napoli e il Regno di Sardegna, quindi che cosa ha fatto sì che la storia andasse in una certa direzione, sebbene i due concorrenti fossero, diciamo, in netto come dire, fossero profondamente diversi fra di loro. E da questo punto di vista all'inizio ero un po' scettica su questo libro perché mi sembrava il libro in cui si volesse sottolineare molto che il regno delle 2 Sicilie era un regno stupendo, formidabile, pieno di primati, pieni di soldi, pieni di tutto, e poi invece dopo abbiamo fatto la brutta fine perché sono arrivati i piemontesi, quindi all'inizio ero scettica. In realtà poi, grazie al cielo, insomma, leggendo tutto il libro ho compreso quale fosse il significato di alcune di queste affermazioni da parte dell'autore, che fortunatamente ha contestualizzato il tutto, quindi non è il libro che dice noi eravamo i migliori, punto. Dice sì, eravamo magari i migliori su alcune cose, ma c'erano tanti altri problemi che il regno delle 2 Sicilie si portava da anni, da secoli dietro, che hanno fatto sì che la storia in qualche modo andasse in un verso e non in un altro. Ma ovviamente per capire meglio anche questo vi rimando al video che ho fatto tempo fa dedicato a Camillo Benso, conte di Cavour. Dunque è un libro che ho trovato interessantissimo, scritto benissimo, che non vi annoia, soprattutto è ricco di biografie di briganti e di brigantesse, quindi insomma parlando di donne forti, qui chi leggerà questo libro troverà tantissimi esempi di donne veramente coraggiose e anche però di momenti molto tragici. Quindi è un libro veramente interessantissimo che vi consiglio di recuperare, perché anche se parla di una tematica magari molto meridionale, secondo me invece fa capire tantissime cose anche degli eserciti piemontesi e anche di come si sono svolte poi le cose dopo l'Unità d'Italia. Passiamo a un giallo, questo è un giallo di Maria Luisa Minarelli dal titolo Biondo veneziano. Allora, come sapete, a me questa autrice piace tantissimo quando scrive i testi ambientati nella Venezia del Settecento. Tutto è iniziato con uno dei primi volumi dell'avvocatore Marco Pisani, che deve indagare su una serie di omicidi. Come sapete, ad oggi il mio preferito resta ancora Sipario veneziano, ambientato nel mondo del teatro, dei cantanti di opera lirica, eccetera. E dunque quando l'autrice pubblica qualcosa di nuovo sono sempre contenta, dico facciamo un tentativo. Devo dire però che gli ultimi libri, come ben ricorderete chi mi segue da un po', in realtà non mi stanno piacendo. Io ho visto che non è solo una mia sensazione, è anche qualcosa che accomuna altre persone che su Amazon appunto hanno lasciato delle recensioni non proprio entusiaste. E nel mio caso devo dire che mi inserisco su questo filone e purtroppo mi inserisco su questa scia anche in questo caso, perché Biondo veneziano è un libro che secondo me
rispetto a tutti gli altri partiva veramente con delle premesse straordinarie, perché l'autrice ce lo dice nella prefazione, in occasione della quarta celebre, quella lì mi pare di novembre, che ci fu a Venezia, e praticamente quella è stata fonte di ispirazione per l'autrice per immaginare che in seguito a un'acqua alta del Settecento emerga dall'acqua un cadavere di donna bionda, giovane e bella, e nel corso dei giorni altri cadaveri, sempre di donne giovani e belle, iniziano a essere trovati nelle acque. Quindi secondo me era veramente un punto di partenza strabiliante per un giallo avvincente e intrigante, ma purtroppo non è andata così, nel senso che io ad oggi non ricordo nulla della storia, non ricordo chi possa essere stato il colpevole, ricordo che a un certo punto facevo fatica a proseguire e dunque è come se avessi un po' la sensazione che è vero che bisogna battere il ferro finché è caldo, ma allo stesso tempo a un certo punto forse bisogna anche fermarsi, e credo che la saga dell'Avogadore, per quanto bella, per quanto interessante, credo che stia raggiungendo un po' il punto di saturazione, nel senso che i libri che vengono scritti incominciano ad essere un po', come dire, ripetitivi. È vero, comunque un giallo ha la stessa struttura, ma nel momento in cui però i protagonisti dei gialli, i grandi protagonisti di questi gialli, sono sostanzialmente gli stessi, secondo me bisogna fare un lavoro ulteriore per cercare di dare spessore ai personaggi, per non ridurre tutto all'indagine. E devo dire che in questi ultimi volumi, anche quelli a Roma, l'autrice non mi ha convinto tantissimo, quindi probabilmente acquisterò un altro libro in futuro, lo leggerò tramite Kindle Unlimited per provare, ma devo dire che non sento più quel brivido, come dire, quel sapore di Venezia che si sentiva nei primi libri, quindi no, non mi ha tanto convinto. Stando sempre a Venezia, vi parlo invece di una biografia che doveva essere protagonista di un autore del mese, precisamente quello di Lady Diana e di Giorgio Vasari. Dal momento però che per ragioni grafiche era bruttino aggiungere un altro personaggio, questo personaggio l'ho sacrificato, e vi parlo della biografia dedicata a Antonio Vivaldi, il maestro del barocco, di un autore credo inglese o americano. Vi lascio comunque la copertina. Allora, come sapete, da quando l'anno scorso, o 2 anni fa, adesso non ricordo, ho iniziato a leggere queste biografie sui grandi musicisti, io sostanzialmente mi sono innamorata di questa modalità di lettura e ho scoperto di voler leggere sempre di più su questi grandi compositori che hanno accompagnato la mia infanzia, o comunque in qualche modo tutti noi conosciamo, no? La Primavera di Vivaldi, ecco. E quindi quando appunto durante l'autore del mese mi capita di trovare un anniversario a carattere musicale, sto aspettando quello di Tchaikovsky, non vedo l'ora, ma per adesso non si vede all'orizzonte, sono sempre molto contenta, insomma, e voglio appunto leggere qualcosa su questi autori, e quindi in questo caso ho scelto per l'appunto Antonio Vivaldi. Ho letto questa biografia che però, devo dire, mi ha delusa, o meglio, mi spiego. Se ricordate, nel video dedicato alla famiglia di Johann Sebastian Bach, lì vi dissi che era un libro che erano sì 800 pagine, ma era bellissimo perché c'era un quadro storico, la parte biografica dei vari membri delle varie generazioni dei Bach, e poi c'era una parte musicale, ovvero voi potevate andare su YouTube, cercare i titoli delle opere, ascoltarle e capire se in qualche modo l'interpretazione che ne dava l'autore corrispondeva o meno a quelle che potevano essere le vostre sensazioni. Questo libro segue un po' la stessa scia, perché abbiamo una prima parte dedicata alle istituzioni veneziane, e questo l'ho trovato bello, interessante, poi dove c'è la storia a me piace, tutto a posto. Seconda fase dedicata alla vita di Antonio Vivaldi, e qui già l'ho trovata un po' povera, mi sarei aspettata molto di più, mi sarei aspettata molto più pathos, molto più informazioni. A un certo punto, non so, vedevo che le cose andavano tutte troppo veloci. E poi c'è la terza parte, che è quella lì musicale, che secondo me è quella anche poi più interessante da un lato, ma che secondo me è fatta malissimo, nel senso che è troppo tecnica, troppo dettagliata, si utilizzano troppo termini musicali che per chi studia musica ovviamente sono interessantissimi, giusti, e un musicista potrà comprendere meglio ciò che l'autore vuol dire. Ma se pensiamo che magari questo libro può anche finire nella libreria di una persona come me che ama la musica classica, ha provato in passato a studiarla, ma poi a un certo punto si è fermata, quindi tanti tecnicismi non li conosco, leggermi 50, 60, 80 pagine dove si parla di battute, crome, semicrome, cioè veramente no. E quindi devo dire che io a un certo punto sono arrivata alla vita di Vivaldi,
Mi sono fermata lì, sono andata avanti, cercavo magari giusto le opere per ascoltarle su YouTube, ma non ho letto tutta la parte musicale ed è un peccato, perché quella poi è la parte bella, no? Del mestiere di un musicista. Ma nel mio caso questo libro secondo me ha proprio preso un abbaglio perché è troppo tecnico, troppo dettagliato e rischia di far perdere poi di vista l'aspetto più biografico e personale del compositore. Quindi so che ci sono tante altre biografie su Vivaldi, so anche che questa diciamo era di grado medio, ce ne sono altre decisamente migliori, quindi magari in futuro proverò con quelle, sperando anche lì di non incappare in estremi tecnicismi. Ma restando sempre nell'ambito della musica, qui arriva un libro che veramente mi ha colpito l'anima e il cuore. Sto parlando dell'autobiografia del maestro Riccardo Muti. Anche lui doveva essere protagonista di un autore del mese, però anche lì poi per ragioni di tempo ho dedicato insomma l'attenzione ad altri autori. E questa è l'autobiografia che io ho comprato tramite il Corriere della Sera perché per un mese era disponibile in edicola, ve l'avevo detto infatti su Instagram, ma per chi insomma non l'avesse potuto acquistare la trovate sul sito ufficiale del maestro, la potrete acquistare a un prezzo diciamo leggermente più alto, ecco, rispetto a quello insomma dell'edicola, perché ci sono anche le spese di spedizione. Però comunque se potete compratela, perché il maestro Riccardo Muti è un maestro che a me ha sempre affascinato e mi ha affascinato per questo suo aspetto molto severo, quasi no? Quelle persone alle quali non potete fare le domande ma morite dalla voglia di farne. E negli ultimi anni, soprattutto quando guardai l'intervista che Raffaella Carrà ebbe il privilegio di fargli, mi sono avvicinata molto alla sua figura, sogno di andare quest'anno a Milano. C'è l'appuntamento per la Riccardo Muti Opera, ma non potrò andare per altri motivi, ma l'anno prossimo sogno comunque ovunque sarà di andarci e dunque in qualche modo ho scoperto negli anni che è un po' come quegli uomini che sembrano burberi ma sotto sotto non lo sono, e all'interno di questa biografia voi scoprite tanti aspetti della sua vita privata che comunque secondo me non corrispondono a tutta la sua vita, quindi non aspettatevi che lui in questo libro si sbottoni e vi racconti tutto di sé, ma secondo me vi racconta il giusto. Chiaramente fa emergere molto il suo aspetto professionale e secondo me è giusto così, dà anche degli ottimi consigli per i giovani, ma in generale su come condurre la propria vita e la propria carriera, cioè quali sono le cose importanti della vita. E io ricordo di aver letto questo libro in un attimo, veramente in un attimo, in una sola giornata, perché non riuscivo a fermarmi. Poi è chiaro, se avete una certa predisposizione, vi piace la musica, vi piace l'opera lirica, conoscete alcuni cantanti, è chiaro che quando lui per esempio vi racconta del suo incontro con Placido Domingo e vi piace Placido Domingo, è chiaro che vivete tutto in modo diverso, ma anche se non fosse così, anche se voi volete soltanto scoprire la sua personalità e chi è, ecco, chi è il maestro, chi è l'uomo dietro il maestro, vi consiglio veramente di leggere questo libro perché secondo me insomma merita davvero. Peraltro il maestro è stato omaggiato al Conservatorio di San Pietro a Maiella quest'anno per i suoi 80 anni, quindi insomma è anche un modo per continuare a festeggiare un grande direttore d'orchestra che ha portato il nome dell'Italia nel mondo. I prossimi due libri, 10 e 11, molto veloci ve li racconterò perché sono due libri che mi hanno riportato un po' alla mia adolescenza. Un anno in questa scuola di matti e, secondo volume, di nuovo un anno in questa scuola di matti, una cosa del genere. Vi lascio le copertine, penso qui ai lati, giusto per darvi un'idea. Perché questi sono il primo libro, in particolar modo un anno in questa scuola di matti, è un testo che io ho letto quando avevo i miei 12 anni all'Isola d'Elba, lo trovai su una bancarella, l'ho presi e mi colpì subito, lo trovai subito molto divertente, molto solare. Considerate che nello stesso momento avevo comprato un libro sull'antica Roma, ma lo trovai veramente molto calzante per l'estate, perché tutto è ambientato in un college inglese e un college ovviamente molto facoltoso dove giungono vari personaggi. La nostra protagonista, che mi pare si chiami Mia, se non mi confondo con la protagonista di un altro libro che sto leggendo, arriva lì perché i suoi genitori hanno vinto la lotteria e dunque vogliono fare di lei una vera e propria lady inglese. In questo college però lei incontra persone molto particolari, dei veri e propri matti. Partiamo da un principe africano che ha per migliore amico un boa. Abbiamo poi un figlio di 2 rockettari, quindi un emo, un ragazzo dark che non spiccica neanche una parola ma è molto intelligente. Abbiamo poi una ragazza finlandese ma che tutti credono essere cinese. Abbiamo poi la moglie del preside che è un'ex attrice che propina a questi poveri ragazzi su intrugli di tisane e roba varia. Abbiamo anche il personaggio cattivo che a un certo punto insomma fa sì che i ragazzi facciano gruppo e facciano di tutto insomma per allontanarlo dalla scuola, quindi è un libro molto simpatico, molto divertente, anche con delle scene molto comiche che secondo me
può essere letto indipendentemente dall'età che avete. Se vi va di divertirvi, di leggere qualcosa di simpatico, il primo volume fa sicuramente per voi. Il secondo volume riprende i vecchi personaggi, perché siamo l'anno dopo, e l'ho trovato meno divertente, come dire, mancava meno quella verve che ho riconosciuto nel primo libro, però in qualche modo forse la caratterizzazione dei personaggi diventa molto più importante, molto più centrale all'interno della storia, e quindi l'ho trovato anche quello molto carino, molto piacevole, e dunque ve lo consiglio. Prossimo libro invece è il libro dedicato a una biografia, in questo caso dedicata ad Alfonso il Magnanimo, il celebre re di Napoli del 1443, e in questa biografia scritta da Giuseppe Caridi. Allora, vi ho parlato di questo libro anche in un altro video, quindi qui non mi dilungo tantissimo, ma vi dico solo che è una biografia dalla quale io mi aspettavo veramente tanto, perché di Giuseppe Caridi avevo già letto anche la biografia su Carlo III di Borbone, quella straordinaria, e dunque nel momento in cui vedo che lo stesso autore ha scritto un libro su Alfonso il Magnanimo, un personaggio che adoro, capirete che l'ho comprata a occhi chiusi. E devo dire però che non mi ha convinto fino in fondo, perché la prima parte, o meglio un po' tutto il libro, ecco, oscilla tra l'Alfonso spagnolo e l'Alfonso napoletano. Credo che sia un libro molto utile soprattutto per capire il ruolo del Regno di Napoli nel 400, perché se ci fate caso nei libri di storia al Regno di Napoli viene dedicato un trafiletto di un secondo, una pagina rispetto a Firenze, rispetto allo Stato Pontificio, quando invece proprio sotto il Regno di Alfonso il Regno di Napoli era importantissimo. E quindi questo libro vi offre veramente tantissime informazioni, tantissimi dettagli sulla politica del tempo, che forse da un manuale di storia sarebbe molto difficile estrapolare. Però io mi aspettavo, come sempre, poi un po' in tutte le biografie, mi aspettavo di trovare l'Alfonso privato, e lì ho trovato poco, o comunque non ho trovato ciò che mi aspettavo, ecco, non voglio dire che sia poco, ma ho trovato l'Alfonso giovane, che subito viene comunque da suo padre, viene affiancato al padre, perché il padre comunque era malato, dunque lui subito fa pratica di vita politica, un uomo molto coraggioso, molto istruito, amante comunque delle lettere, che si getta alla conquista del Regno di Napoli, che lo terrà impegnato per ben 20 anni, arriva qui, fa di Napoli una grande corte, chiamando tanti importanti intellettuali, uno fra tutti Lorenzo Valla, che scoprì che la celebre donazione di Costantino era un falso, e che poi in tarda età si innamora di una giovane Lucrezia d'Alagno, una donna bellissima, una ragazza bellissima che aveva conosciuto durante una celebrazione, una funzione religiosa. Però ripeto, ecco, della vita di Alfonso volevo sapere qualcosa in più. Mi sarebbe piaciuto sapere qualcosa in più sulle sue passioni, sul suo carattere. Ecco, l'autore ne parla, ma giusto in qualche trafiletto, e questo mi è dispiaciuto. Ha dato grande importanza alla parte politica, ed è giusto, alla parte anche storico e diplomatica, però io volevo l'Alfonso privato, quindi come primo tentativo non è andata proprio benissimo, però comunque insomma sono soddisfatta della lettura. Adesso passiamo invece a altri due libri. Allora vi cito un libro di cui vedrete la recensione a inizi novembre, ovvero Canne al vento di Grazia Deledda. L'ho letto ma non vi dico nulla, appunto perché uscirà la recensione. Secondariamente l'altro libro, l'altro grande classico che stavo provando a leggere era Il Grande Gatsby, ma non l'ho finito perché ero molto motivata, dico la verità, ma non mi ha colpito. Cioè all'inizio mi stava pure piacendo, poi a un certo punto non so perché non mi ha detto proprio nulla, dunque no, non l'ho finito, per cui sul mio canale non ne sentirete parlare. Andiamo agli ultimi libri, secondo me molto interessanti, ognuno a modo proprio. Allora, libro di, diciamo, filosofia barra psicologia barra crescita personale, il testo di Raffaele Morelli, La vera cura sei tu. Allora, Raffaele Morelli, sicuramente molti di voi l'avranno visto in televisione, ed è un psicoterapeuta che ha scritto tantissimi libri, anche lui un po' come Bruno Vespa, ne sforna uno ogni anno, e ovviamente libri ai quali io non mi ero mai veramente avvicinata perché sapevo poi ripetere un po', no? Sempre gli stessi concetti. Acquistai tempo fa il testo Breve corso di felicità da far leggere a mia madre, che l'ha apprezzato, e un giorno mi arriva un'email che mi dice che ci sono degli ebook in offerta. Chiaramente io dico, vabbè dai, non compriamo nulla, diamo giusto uno sguardo. Però sai, quando sono in offerta, a poco prezzo, sul cellulare li posso leggere, ho detto, mi sono lasciata tentare, ho ceduto alla tentazione e ho comprato tra appunto i vari titoli. Questo era quello che in qualche modo mi ispirava di più, La vera cura sei tu.
Perché all'interno di questo testo, secondo me in certi punti troppo però tecnico, ma comunque leggibile, Raffaele Morelli sottolinea che tante volte i problemi, o meglio quelle cose, quelle persone che noi vediamo come dei problemi nella nostra vita e che spesso ci portano ad accusare queste persone o queste situazioni di tutto ciò che di negativo ci accade, in realtà la vera risposta a quei problemi si trova dentro di noi. Potrà sembrare banale, lo so, ma a volte le cose più banali sono anche quelle più semplici che ci sfuggono. Andiamo sempre alla ricerca di cose complesse, invece le cose semplici sono quelle che risolvono i problemi. E dunque all'interno di questo testo lui prova ad analizzare tutte quelle cose che noi possiamo fare per noi stessi e che possono permetterci in qualche modo di vivere meglio la nostra vita, di vedere la nostra vita sotto occhi diversi, senza sostanzialmente accusare sempre gli altri se la vita ci va male, ma farci anche un bel esame di coscienza e provare a capire cosa dipende da me e cosa dunque io posso correggere del mio comportamento, del mio stile di vita e cosa invece effettivamente dipende dagli altri, non è colpa mia e dunque non devo farmene un senso di colpa. Ecco, e devo dire che alcune parti sono molto dettagliate, molto tecniche perché fanno riferimento a filosofi, sociologi che ovviamente se voi non conoscete automaticamente non capirete di cosa stiamo parlando. Dunque dico la verità che anch'io, avendo diciamo una certa conoscenza nell'ambito filosofico, in certi punti mi sono persa. Allo stesso tempo però ci sono altre parti invece molto più pragmatiche, molto più concrete, in cui Raffaele Morelli vi dice per esempio cosa dovete fare per vivere meglio la vostra vita e in alcuni di questi io mi sono molto identificata. Per esempio una cosa che non mi aspettavo di trovare in un libro ma invece mi ha molto rincuorata è stato quello del fatto che Raffaele Morelli ha detto ognuno di noi in una certa fase del giorno, che sia la mattina, che sia la sera, il pomeriggio, la notte, quando volete, deve avere un momento da dedicare a noi stessi. Se ricordo bene lui lo chiama il nostro rifugio segreto o qualcosa di simile, la nostra caverna o la capanna, mi pare la nostra capanna. Insomma, un posto, un luogo, un'attività dove siamo solo noi, dove nessuno è autorizzato a disturbarci. E nel mio caso, quando ho letto insomma i consigli che lui dà, sono arrivata a questo punto, ho scoperto che per me leggere dopo pranzo, che sia quella mezz'ora, quell'ora, subito dopo aver mangiato, è il mio momento nel quale io effettivamente mi ricarico. Non voglio essere infastidita, non sia mai qualcuno mi disturba per una sciocchezza, no. È il momento sacro per me, perché che io legga, oppure decida, non so, di guardare un video in una lingua straniera, oppure decida anche di parlare da sola, perché lo faccio, ed è dimostrato scientificamente che parlare da soli a voce alta fa prendere decisioni più sagge, tutto questo per dire che è il mio momento, ed è il momento nel quale io è come se ritrovassi il centro di me stessa e sapessi che ok, ho questo problema, lo posso risolvere. E questa è una cosa che effettivamente secondo me pochi di noi abbiamo perché viviamo una vita frenetica. Io mi sono resa conto che quando ero piccola vivevo una vita molto più lenta, anche quando andavo al liceo. Negli ultimi anni invece ho iniziato ad avere questo ritmo molto veloce e sono consapevole di questo, quindi a volte cerco di fare di tutto un attimo per fermarmi, per dire ehi, stop. Però allo stesso tempo se mi fermo mi sento perduta, quindi devo andare avanti. Ma secondo me dobbiamo riflettere tutti, cioè su questo aspetto, ognuno di noi deve avere il suo momento dedicato a te, che sia anche mangiare qualcosa che ti piace. Non dobbiamo vivere tutto con un senso di colpa perché non siamo uguali agli altri, perché non ci omologhiamo alla massa. No, ognuno di noi è diverso e alla fine è proprio la diversità a volte quella che ci spaventa, ma anche quella che ci attira. Quindi secondo me, insomma, questo libro può essere veramente utile per tutti voi perché vi fa capire che a volte le risposte ai nostri problemi, a quelli che noi chiamiamo problemi, sono già dentro di noi. Quindi facendo un lavoro su noi stessi possiamo incominciare ad affrontare diversamente il mondo che ci circonda. Il prossimo libro, che è un po' collegato, perché se la cura di noi stessi siamo noi stessi, allo stesso tempo un luogo molto importante per la nostra formazione è la scuola. E sappiamo le varie riforme che sono state fatte sulla scuola, tutti che ci lamentiamo della scuola, la DAD, eccetera, eccetera, eccetera. Magari su questo tema poi vi farò un video a parte, non so quando, ma mi piacerebbe parlarne più approfonditamente. Però ho letto un libro che secondo me tutti dovrebbero leggere, sia insegnanti sia studenti, ovvero Si può cambiare la scuola, di non mi ricordo quale autore,
ma vi lascio la copertina, un libro che io trovai tantissimo tempo fa, Quante Storie, il programma di Corrado Augias su Rai 3, mi colpì moltissimo, quindi l'ho inserito anni, secoli or sono nella wishlist e quando mi è arrivata un'altra email che mi diceva lo sai ci sono dei libri scontati, c'era anche questo e quindi ho detto ora lo compro, cioè ora o mai più, ecco. E devo dire la verità che è un libro veramente incredibile. Alcune recensioni hanno criticato il fatto che magari è un libro troppo generico, dice sempre la stessa cosa, dice cose che già si sanno. Su certe cose sì, ma come vi ho detto anche prima, a volte le cose più semplici sono quelle che perdiamo di vista e questo libro secondo me va a toccare dei punti essenziali della scuola, di come fare scuola, di come essere docente, di come essere studente, che secondo me sono così semplici eppure così essenziali, perché è da lì che parte tutto. Dunque è un libro in cui ovviamente si fa riferimento alla pedagogia, a Maria Montessori, al suo celebre metodo di cui Maria Montessori, anche qui vi ho parlato di questo personaggio che a me piace molto nei video, anche lì su Cavour, insomma insieme a Cavour. E io devo dire, ho trovato, la cosa che mi ha sorpreso è aver trovato tantissime cose che conoscevo, cioè, o meglio, non che conoscevo al di là di questo, ma che facevano parte proprio del mio modo di vedere la scuola. Perché insomma, tutti noi siamo stati studenti, ma non tutti siamo insegnanti, è chiaro. Nel mio caso posso dire di essere anche insegnante per stranieri online, che molti potranno magari reputare non una vera forma di insegnamento. Invece secondo me, non voglio dire la migliore, ma sicuramente quella più stimolante, perché incontrate persone di tutte le età, di tutte le provenienze geografiche, di tutte le culture, con passioni e interessi diversi e ogni volta io, in quanto insegnante, devo relazionarmi con persone diverse. Devo trovare dei punti di contatto per far migliorare il loro italiano, ma con molti di loro poi siamo diventati amici, ci siamo visti, conosciuti dal vivo, continuiamo ancora a sentirci, quindi è chiaro che poi anche quel rapporto insegnante-docente, no? Online viene un po' meno, anzi posso dire di aver imparato tante cose io da loro e forse non quello che io ho dato a loro. Io magari gli ho dato la grammatica, ma veramente a volte ho imparato io da loro e questa è una cosa bellissima che trasformava le nostre lezioni in conversazioni, semplicemente. E all'interno di questo testo, per esempio, l'autore riflette sul fatto che sono state fatte tantissime riforme della scuola, ma nessuna è andata a toccare quello che poi è il problema della scuola italiana, al di là delle classi pollaio, che abbiamo visto col Covid, il fatto che sono quasi sempre lezioni frontali, cioè la maestra, il maestro parla, gli alunni ascoltano, forse, stanno seduti, incamerano queste notizie in modo passivo, se devono fare le domande forse non le fanno perché hanno paura di passare per stupidi rispetto agli altri amici, e anche io ci sono passata, e quindi diventa un problema proprio strutturale, cioè noi possiamo far fare a questi ragazzi l'alternanza scuola-lavoro che non significa nulla e non serve a niente, possiamo cambiare i contorni, la cornice, ma se non andiamo a restaurare il quadro centrale, la cornice non fa nulla, sì, lo rende più carino, ma non va a valorizzare quella che è il quadro centrale. E quindi in qualche modo io ho trovato tante cose che mi piacerebbe vedere nella scuola, a partire appunto dal cambiare l'ordine dei banchi, dal trasformare gli studenti in insegnanti. Quindi è vero, c'è stata fatta tutta una polemica sui banchi a rotelle, le sedie a rotelle, insomma, del governo precedente. Al di là di questo, quella non è sbagliata come idea, ma ripeto, quella è la cornice. Se non vai a cambiare il quadro, se non vai a cambiare il modo di fare lezione, la sedia a rotelle o il banco a rotelle non ti serve a molto. Con questo non voglio dire che la scuola italiana abbia bisogno di tanti cambiamenti. Secondo me il cambiamento deve avvenire semplicemente in quello che nelle figure, ecco, che troviamo nella scuola. Gli insegnanti e gli studenti, per me sono quelle le chiavi di volta da cambiare in qualche modo, da modificare in senso positivo, ecco. Perché se gli studenti trovano insegnanti appassionati, a me è successo, automaticamente ti appassioni. Ma se purtroppo si incontrano insegnanti che non hanno la voglia, si finisce per non amare quella materia e automaticamente si incomincia a pensare che noi non siamo portati per quella materia, che noi non saremo mai bravi in quella materia e magari un pezzo della nostra vita, un pezzo della nostra personalità sparisce nel fumo perché noi non avremo mai magari quel coraggio per affrontare
per fare il passo in avanti e dire ma sai che faccio, io ci voglio provare comunque. E a me è successo sia personalmente ma anche con tantissimi studenti che mi dicevano io a scuola volevo imparare l'inglese ma non lo sapevo fare, poi sono arrivato a 30 anni che ci ho provato e ho scoperto che è la mia lingua preferita, oppure l'italiano, oppure la storia, perché moltissime persone online mi contattano per la storia e tutti mi dicono no, io quando andavo a scuola non mi piaceva perché era noiosa, poi con gli anni ho letto un libro, mi sono appassionato e ora è tutta la mia vita. E questa è la cosa che vi dico, quindi se troviamo gli insegnanti giusti, automaticamente i ragazzi scopriranno le loro passioni e ci seguiranno, ma se gli insegnanti, ahimè, non sono portati, sono stanchi, non hanno più passione, insomma, qualsiasi problema possano avere, purtroppo non si rendono conto di fare un danno a dei ragazzi. E mi ricordo appunto un giorno che la mia professoressa di storia, parlavamo all'esame di maturità circa la versione di latino, e lei mi fece notare che non dobbiamo mai pensare di non essere in grado di fare qualcosa, perché a volte nella vita incontriamo, anche all'università, io ho incontrato dei docenti che mi sono chiesto ma perché state lì? Non siete capaci? Che ci fate qui? Però lei diceva tu non devi mai pensare di non saper fare qualcosa solo perché incontrerai sulla tua strada degli insegnanti che non sono in grado. Devi essere tu a capire se sei in grado di fare qualcosa, perché a volte chi è dall'altro lato, chi dovrebbe insegnarti, non ha magari le competenze. E quindi vi invito ovviamente a leggere questo libro, vi invito soprattutto insegnanti e studenti, perché secondo me vi fa scoprire le cose da un altro punto di vista, vi fa vedere il vostro ruolo da un altro punto di vista e chissà che non possa incominciare piano piano una rivoluzione silenziosa ma importante. Ultimo libro, un libro su lingua inglese dal titolo September di Rosamunde Pilcher. Allora, su questo mi ci voglio dedicare un po', perché tanto tempo fa, se ricordate, avevo inserito questo libro in una vecchissima TBR in cui vi dicevo di appunto di voler leggere questo libro in inglese, perché ero curiosa di capire se i film che a volte vediamo in TV di Rosamunde Pilcher fossero sostanzialmente banali, perché erano banali testi di riferimento, o semplicemente perché il regista, gli sceneggiatori adottavano una certa linea di banalità. Avevo iniziato a leggere questo libro tempo fa, ma non mi stava piacendo perché mi rendevo conto che leggere in inglese mi affaticava parecchio, quindi lo fermai. Quest'anno, arrivato il mese di settembre, ho detto no, voglio leggerlo, cioè proprio devo leggerlo. E l'ho letto, l'ho finito a ottobre, perché in realtà è un libro, secondo me qui c'è un problema, molto molto lungo. È composto tipo, cioè la storia, il titolo è settembre, ma la storia si svolge da credo aprile-maggio fino a settembre, perché racconta la vita proprio di un intero paese, non di una famiglia, di un intero paese. Abbiamo la matriarca, se così volessimo dire, questa donna anziana Violet, che ha un figlio che è sposato in seconde nozze con una donna. Hanno due bambini, o meglio, una ragazza è frutto del primo matrimonio e poi c'è il bambino che è frutto appunto di questa nuova relazione, e questa è una famiglia. Poi Violet a sua volta conosce altre due donne, una è diciamo la governante, o comunque diciamo la governante un po' della famiglia che ha vissuto con lei tutta la sua vita, che però ha una sorella con problemi mentali. Poi c'è, sempre la nostra Violet, conosce il migliore amico del figlio, che a sua volta è sposato e insieme alla moglie e a un altro personaggio gestisce diciamo un'agenzia turistica che porta le persone a scoprire la Scozia. Tutti questi personaggi si incontrano in un certo momento perché si sta organizzando una festa di compleanno. A questa festa di compleanno, dopo tipo 20 anni, viene invitata anche Pandora, che è la sorella di uno dei protagonisti, che però non si vede da anni e tutti si chiedono che fine abbia fatto. Comprendiamo che però Pandora nasconde un segreto. A un certo punto Pandora, per vie traverse, arriva in Scozia e inizia insomma un po', si inizia a svelare piano piano il mistero che si cela dietro questa donna e del perché lei tanti anni prima sia andata via. La storia è bella, in sé per sé molto bella, devo dire la verità, ma almeno, ripeto, letta in inglese è eccessivamente lunga e ci sono troppi personaggi, troppi nomi, troppi legami di parentela e a volte diventa difficile proprio stare dietro alla storia, cioè capire dove la storia vuole andare a parare, quale sarà il filo di tutto, ecco, il filo del discorso. E devo dire, forse letta in italiano è diverso, perché è chiaro, quando leggiamo nella nostra lingua madre è tutto più semplice, però
devo dire che come primo approccio non è stato male, nel senso, vedendo i film di Rosamund Pilcher mi aspettavo una banalità un po' come dire, alla Lucinda Riley, no? Tra virgolette. Invece no, ho trovato un libro molto bello, costruito molto bene, essenziale nelle sue forme, essenziale nella lingua, eppure ricco di caratterizzazione dei personaggi. Questo mi è piaciuto tantissimo, mi sono affezionata ad alcuni di loro, però ho trovato molto faticoso terminare la lettura, cioè in certi punti veramente si faceva fatica, quando vedevi che stavi ancora ad agosto e dovevi arrivare a settembre e sapevi che agosto durava 120 pagine reali, è stato faticoso. Quindi spero che i prossimi libri di Rosamund Pilcher non siano così prolissi in certi punti, ma che siano un attimo più essenziali, quindi magari se qualcuno di voi li ha letti in lingua italiana o in lingua straniera, magari lasciatemi giù nei commenti qualche consiglio su quale libro leggere. Però ho sentito il sapore della Scozia, ho sentito l'autunno, ho sentito il tipico paesaggio scozzese, lo stile di vita diciamo inglese barra scozzese, e l'ho trovato molto piacevole, molto bello. Quindi da questo punto di vista credo che l'ambientazione sia veramente quella studiata bene, fatta bene e mi ha conquistata. Quindi da questo punto di vista non mi lamento, però in qualche modo io personalmente avrei scritto un libro un po' più essenziale in certi punti, cioè avrei cercato di far capire al lettore quasi subito cosa starà per accadere, perché altrimenti voi partite che si deve fare sta festa e la proprietaria la sta organizzando, la madre della festeggiata la sta organizzando tipo 10 mesi prima, manco fosse il matrimonio, però poi a un certo punto il libro si snoda attraverso le vite dei diversi protagonisti e voi dite sì, ma che ci azzecca tutto questo con la festa? Cioè vi perdete a un certo punto. Alla fine il filo si trova, la matassa viene sbrogliata, ma secondo me le 1000 passapagine potevano diventare 600. Ecco, non si sarebbe perso nulla, ecco, dell'essenzialità del libro. Però devo dire che sono contenta di averlo letto, anche perché è stato il mio grande tentativo con un libro in lingua straniera, letto appunto in lingua originale, e non è andata male. Anzi, mi rilassava, quindi sono soddisfatta di me. Ringrazio i sopravvissuti che sono arrivati fino alla fine, perché capisco che poteva non essere così facile reggere il ritmo, però come vedete insomma è stato un pop-up ricco di emozioni. Da un lato non so neanche quanto abbia senso aver fatto questo video, perché ormai siamo a ottobre, novembre, dicembre, facciamo la classifica dei 10 libri, però in qualche modo non volevo lasciare questi libri nel dimenticatoio, in qualche modo volevo parlarvene, quindi spero che nonostante la lunghezza questo video sia stato comunque di vostro gradimento. Io vi ringrazio per essere stati con me, noi ci vediamo prossimamente e ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!